Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sarebbe stato Matteo Messina Denaro in persona ad acquistare la Giulietta, trovata nelle scorse ore a Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, nei pressi dell'abitazione di Giovanni Lupino, autista del boss. L'auto, comprata in una concessionaria di Palermo, sarebbe stata utilizzata dal capomafia durante l'ultimo anno di latitanza. I documenti della macchina sono stati ritrovati nel primo covo individuato dagli investigatori, quello di Vicolo San Vito. E proprio nel nascondiglio di Vicolo San Vito sono stati ritrovati anche scontrini e biglietti aerei per l'estero che aprono nuove piste. Le destinazioni sarebbero Inghilterra e Sud America, probabilmente Venezuela. È per questo che le indagini adesso si estendono anche a livello internazionale. I biglietti sarebbero intestati da Andrea Bonafede, l'uomo accusato di aver prestato la sua identità al boss mafioso. Adesso a Torino, dove uno studente palermitano è stato colpito da una bicicletta a noleggio lanciata da ignoti dalla passeggiata che si trova sopra i Murazzi del Po. Il protagonista della disavventura è un ragazzo di 23 anni che al momento è ricoverato in prognosi riservata. L'episodio si è verificato in una zona di movida del capoluogo piemontese intorno all'1 della scorsa notte davanti ad una discoteca. Il giovane è stato soccorso dalla Croce Verde di Villastellone e trasportato all'ospedale CTO di Torino. Sull'accaduto indagano i carabinieri. E chiudiamo con il meteo. Per domani si prevede una giornata di forte pioggia in gran parte della Sicilia. La situazione sarà particolarmente allarmante nell'Agrigentino, dove si registra un alto rischio di temporali. Precipitazioni anche sul resto del versante occidentale e su quello settentrionale. Maggiore stabilità da un punto di vista meteorologico nella Sicilia orientale, dove comunque non si esclude la possibilità di rovesci. Temperature ancora in calo, con minime intorno allo zero a Enna, Caltanissetta e Ragusa. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.